Questa sera presentiamo il libro di Chiara Porcelluzzi, che è una giovanissima donna, ragazza. Il titolo è La bambina che aveva paura dei sogni. Chiara, pur essendo così giovane, ha già al suo attivo molte pubblicazioni, e sia di poesia che di narrativa, quindi è veramente poetica, e con questi suoi testi ha ottenuto dei prestigiosi riconoscimenti, quindi che è il sogno di chi scrive e che molto spesso arrivano molto tardi. Lei invece ha già iniziato e subito ha avuto chi ha riconosciuto i suoi pregi. Allora, questo suo ultimo lavoro è un romanzo un po' particolare, che mi ha ricordato la vicenda sulla quale è incentrato un pochino I Miserabili di Victor Hugo, anche perché anche lì c'è l'affidamento di una ragazza, una bambina, anzi una ragazza, inizialmente una bambina orfana, quindi adottata anche lì, e si chiama Azzurra, ed è il legame che la unisce, però non come appunto in I Miserabili ad un vecchio, come diceva Valjean, ma ad un giovane che però ha, secondo me, questa è una mia interpretazione, poi vedo appunto se lei condivide o meno, ha una maturità che lo fa quasi sembrare, non dico vecchio, ma sicuramente una persona molto, molto forte, molto sicura di sé, e ha un nome evocativo, si chiama Dante. Allora, l'intreccio peraltro è molto avvincente, perché abbiamo i colpi di scena che sono intervallati però da attimi di tenerezza, attimi molto, molto dolci, anche ovviamente, ripeto, vista anche l'età che può essere così, e di rivelazioni. Ci sono rivelazioni continue che proprio con i colpi di scena tengono il lettore con il fiato sospeso. E poi c'è l'umanità. Ecco, forse il tratto caratteristico, il fil rouge che lega un po' tutto è l'umanità. L'umanità proprio in tutti i suoi aspetti, sia positivi e però anche sfortunatamente quelli negativi. Allora, ecco, una cosa che mi ha colpito, mi ha anche favorevolmente impressionato, è che non c'è una storia scontata d'amore, cioè tra Azzurra, che peraltro è una ragazza, e Dante, che riesce a ridonarle la serenità, la tranquillità che lei aveva perso, rivelandole appunto la sua identità. Lei però lo considera come un fratello. Ecco, perché non l'hai, secondo me è una scelta positiva, però ti chiedo perché non hai pensato anche ad una storia d'amore, una storia così, a una love story come... Allora, essenzialmente perché mi piaceva questa idea di creare appunto un rapporto fraterno tra la protagonista e il suo amico. Forse perché io sono figlia unica, quindi vado sempre alla ricerca di un amico, di una persona che possa rispecchiare questa figura che manca nella mia realtà. E poi anche perché mentre scrivevo il libro pensavo a quando in futuro le persone l'avrebbero letto e pensavo forse leggendo questa scena il pubblico può aspettarsi una storia d'amore, quindi non volevo banalizzarlo. Quanto a lui, che si chiama Mario Pennello, e effettivamente... Mi perdoni signorina, in realtà è accurata perché... Pennelli, sì. Mario Pennelli. No, perché se vi spiego su Facebook il mio cognome è diverso, quindi crea in inganno. No, ma in realtà no. E nella premessa c'è una prefazione, una premessa di Antonio Spagnolo, che poi ci dirà chi è, e lui ti definisce un sognatore con la penna in mano. Ecco, io vorrei sapere se ti ritrovi in queste affermazioni e allora quali sono poi i tuoi soldi. Innanzitutto devo ringraziare Antonio Stornaiolo che è... Stornaiolo? Sì, allora io con i nomi li sto toppando tutti, per cui vabbè, sono il tuo quello che... Non si offenderà. No. Tra l'altro per chi come me è pugliese e ha vissuto gli anni 90, anche i primi 2000, era abbastanza noto lui in un duetto con Emilio Soffrizzi. E quindi gli ho chiesto questo piacere, lui sinceramente in cambio di una semplice caciotta, che tra l'altro sta ancora aspettando, Bellissimo. sta ancora aspettando, mi ha scritto questa... Don't adesso, insomma. Sì, questa prefazione che esordisce in questa maniera, fa un po' far ridere perché dice io non conosco Mario, e però è stato perché non mi conosceva, ha detto io l'ho stalkerizzato, povero Cristo, però ho tanto insistito che alla fine... Cioè lui conosceva, in realtà ti ha conosciuto attraverso le tue opere, sì, non al contrario.
E poi ho avuto anche il piacere di essere presentato da lui in parecchie presentazioni, anche nei paesi dell'Interland barese, come se fosse il concerto dei ricchi, il tour dei ricchi e poveri. Lui spesso e volentieri, ma ha aperto qualche presentazione, quindi lo ringrazio sempre per aver creduto in me. La tematica del sogno è così vasta che è difficile stare qui a minimizzarla, però sì, spesso è vero che vivo così tanto nel mio mondo dei sogni che a volte è difficile distinguere, cioè ho bisogno della brutta notizia per tornare con i piedi per terra. Ieri sera, ai primi sbadigli del sole, ho pensato alla Puglia, una terra di tufo e polvere rossa, una terra erosa, mangiata viva dalle mareggiate salate e dal vento infuocato d'aria. Una terra aspra, una terra amara, ma bellissima, terribile ma seducente, contorta e surreale come un ulivo. La Puglia seduce e stupisce, si innamora ed impazzisce ogni suo abitante, ogni suo fedele, ogni suo scopritore.